Sindaco, oggi a Naro un nuovo appuntamento di quella serie che si chiama Upgrade Naro e si parla di agricoltura come risorsa contro lo spopolamento e la fuga di cervelli. Guardi, a me piace chiamarla le 5 giornate di Naro, siamo al terzo appuntamento. Giustamente oggi noi parliamo di agricoltura, di alimentazione sostenibile, di dieta mediterranea. Quando io ero piccolina, mi ricordo che a scuola ci insegnavano che Naro era un paese collinare di 18.000 abitanti. Bene, a distanza di tantissimi anni, la popolazione è scesa a poco meno di 8.000 abitanti, quindi significa che 11.000 persone sono emigrate, non ci sono più comunque. Ma il dato essenziale è che ogni anno vanno via 130 persone. Quindi credo che un'amministrazione abbia l'obbligo, il dovere di fermare questa emorragia. Quindi io sarò soddisfatta quando riuscirò a non fare partire più nessuno, ma sarei ancora molto più soddisfatta se riuscissi a fare tornare qualche emigrato, insomma, che possa trovare nella sua terra il giusto lavoro, il giusto sostentamento per sé e per la sua famiglia. E i principi, per noi principi, su che cosa basarsi? Credo che Naro abbia due grandissime risorse e sono uno i suoi beni culturali, quindi turismo culturale innanzitutto, e l'altro l'agricoltura. Bene, noi in questi pochi mesi di amministrazione abbiamo acceso i fari su questa nostra cittadina e adesso cominciamo anche, oltre a farla conoscere all'esterno, cominciamo con tanti piccoli ma grandi anche interventi e investimenti per farla grande, per farla fruire dal maggior numero di persone, ma senza dimenticare che Naro è un paese agricolo dove l'agricoltura dà da mangiare a tantissime famiglie e quindi abbiamo l'obbligo morale di occuparci di loro. Professore Pezzini, Upgrade Naro oggi parla di argomenti molto importanti, l'agricoltura al centro, ma la sostenibilità, la dieta mediterranea, insomma tutto un argomento e un indotto che può creare occupazione e qualità. Sì, la dieta mediterranea come principio, non dimentichiamo che ne parliamo nell'anno in cui la FAO dedica appunto l'anno alla dieta mediterranea. Il 2020 è l'anno della dieta mediterranea per la FAO e per combattere la fame nel mondo. Quindi la dieta mediterranea viene considerata una delle diete migliori che possono esistere al mondo per evitare quelli che sono i grandi fenomeni della fame che c'è nel mondo, che coinvolge il 30% della popolazione mondiale, e per combattere l'obesità. All'altro estremo è il grande problema che noi abbiamo, perché coinvolge il 35% della popolazione mondiale. In mezzo, tra questo 30 della povertà nella fame e dell'obesità, noi abbiamo la via di mezzo che può aumentare, può migliorare grazie alla dieta mediterranea. Per poter capire la dieta mediterranea c'è anche una prassi di riferimento, vuol dire una metodologia di uso della dieta mediterranea che è stata elaborata dall'UNI ed è una prenorma e può essere molto utile anche per diffondere tutti i contenuti della dieta mediterranea. L'altro aspetto importante che tratteremo oggi, che si sta superando con i nuovi concetti del Green Deal europeo, il concetto di conformità per allargare al concetto di prestazioni, cioè non è più sufficiente stabilire la conformità di un prodotto rispetto a determinati valori. Un cibo deve essere conforme a determinati criteri di igiene e quindi di qualità. Non basta. Passare dalla conformità e allargare il concetto significa passare alla prestazione, cioè quel cibo, oltre a essere conforme, deve essere stato concepito e prodotto nel rispetto dell'ambiente. Ecco allora questa nuova sensibilità che ci porta a calcolare anche il carbon footprint, cioè l'impronta di carbonio che noi mettiamo in un cibo, non più solo igienicamente adatto, igienicamente prodotto, ma anche prodotto attraverso un'attenzione verso l'ambiente, il che vuol dire riduzione dei pesticidi, il che vuol dire certificazione EMAS del prodotto, del terreno in cui viene messo il prodotto, tutta una serie di nuove sensibilità che cercherò di illustrare nell'incontro di oggi.